caso della studentessa di Verona, obbligata a bendarsi per sostenere un'interrogazione, apre uno squarcio sui metodi che diversi insegnanti in tutto il Veneto stanno utilizzando per verificare a distanza la preparazione degli studenti. Da quando l'episodio è stato reso noto, alla rete degli studenti medi sono arrivate una ventina di segnalazioni, alcune anche da Treviso. Cose assurde come far girare il ragazzo o comunque, che ne so, un'altra cosa a cui siamo stracontro perché è proprio completamente violazione della privacy, chiedere al ragazzo di far vedere tutta la stanza in cui si trova è un vero e proprio entrare nella sfera privata del ragazzo, quindi anche della famiglia. C'è anche stato un caso di una ragazza che ha dovuto mettersi le mani davanti agli occhi. Sul comportamento dell'insegnante del liceo veronese, l'ufficio scolastico regionale ha chiesto una verifica interna al dirigente che ha già oggi inviato la sua relazione. È chiaro che insomma una qualche verifica anche con l'insegnante bisognerà farla, quindi una sorta di contraddittorio anche con lei. Per capire le circostanze, quindi per circostanziare il fatto che è stato oggetto di accertamento, insomma. E quindi per capire anche il livello di responsabilità. Il tema è più ampio. La DAD, dice Palumbo, mostra chiaramente come i metodi di verifica vadano rinnovati. Se si ricorre a delle misure, degli escamotage che in qualche modo sono lesivi della dignità degli studenti, sono assolutamente da escludere. Il problema però non ce lo nascondiamo, è ovvio, evidente che c'è. Allora, finché le scuole non riescono a mettere in piedi delle prove che non sono prove, ripeto, nozionistiche, ma delle verifiche di competenza, perché o le cose le hai capite, le hai comprese e le sai fare, e quindi la verifica si può svolgere anche in DAD, altrimenti le situazioni estreme fanno sì che si ricorra a questi mezzi